Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora poi dicono che J.D. Vance aveva torto a sottolineare che oggi l'Europa ha un problemino con delle questioncine che avrebbero vagamente a che fare con la sua identità e con la sua storia. In primis la democrazia e il rispetto sostanziale della democrazia. La notizia di stamattina che ha dato il sito politico.eu, è stata ripresa in prima pagina per esempio da Libero, ha un lato comico ma anche un lato più drammatico che riguarda quello che diceva Vance, ed è questo documento di 5 pagine destinato ai parlamentari socialdemocratici, che doveva rimanere riservato tra loro, ma che una fonte evidentemente ha dato a politico.eu, che è sostanzialmente un vademecum di boicottaggio contro le destre al Parlamento europeo, in particolare contro il gruppo dei patrioti, che già hanno il torto di chiamarsi così, insomma, di richiamare questa vecchia idea per cui in Europa esistono delle nazioni con delle storie specifiche. Ma al di là di questo, è istruttivo, come dire, sono istruttivi i consigli che emergono da questo documento. Anzitutto c'è un problema, dice questo documento, per cui questo gruppo di patrioti si sta dimostrando più moderato e ragionevole del previsto, e quindi bisogna adottare delle tattiche stringenti, perché rischiano di apparire per quello che sono, cioè dei politici europei che rappresentano delle idee, non delle reincarnazioni delle SS. E allora uno dei primi consigli è provare a fermare i viaggi parlamentari all'estero degli eurodeputati di estrema destra, cioè boicottare i viaggi all'estero che ogni europarlamentare che vuole davvero espletare la sua attività fino in fondo deve fare, quindi non so, bloccando i fondi, insomma boicottare i viaggi all'estero. Dopodiché c'è l'invito politico sostanziale a lavorare sempre per separarli dal Partito Popolare Europeo, cioè per salvare il Partito Popolare Europeo da questo abbraccio, perché, virgolette, sta emergendo una tendenza preoccupante nel lavoro quotidiano, in cui i coordinatori si trovano sempre di più di fronte a maggioranze ostili di destra, cioè ostili a loro, ai socialdemocratici, ma insomma lì perché votate in alcuni grossi stati europei anche in maggioranza dagli elettori. Questo problema, virgolette, si farà sentire quando la legislazione arriverà al primo grande test, un pacchetto per ridurre la burocrazia. Loro lo sentono come un problema, giustamente, i socialisti. Qui si rischia di ridurre la burocrazia, bisogna assolutamente correre ai ripari. E bisogna essere, virgolette, più assertivi e ridicolizzare l'estrema destra, creare una spaccatura tra loro e i popolari. Dopodiché ci sono dei consigli anche di tattica spicciola, per cui bisogna astenersi dall'interrompere gli eurodeputati di estrema destra con domande in plenaria per evitare di dargli visibilità. Questo è un lato anche comico, cioè sono ossessionati, cioè a quanto pare le sinistre all'Europarlamento vivono nell'incubo delle destre, e la loro priorità è capire come mantenere questo cordone sanitario e non dare risalto alle destre, piuttosto che portare avanti le loro idee, anche perché le loro idee si sono già mostrate in questi anni, scusate, per quello che sono. Sono confuso perché questo documento veramente mi ha sbalordito da un certo punto di vista. Dopodiché c'è un'immagine bellissima, perché nel documento si sottolinea che quello che va evitato è appunto una grande alleanza di centrodestra tra i vari gruppi, dai popolari ai patrioti. Questa cosa, che è drammatica per gli estensori del documento, viene definita come il modello Venezuela. Ora, cari socialisti europei, corre l'obbligo di avvisarvi che il Venezuela è una dittatura comunista che si ispira al socialismo reale, guidata da uno come Maduro, che si inserisce nel solco di Chavez, il socialismo caraibico, anti-americano, anti-occidentale, è una dittatura di estrema sinistra. Quindi riguarda la vostra storia molto più che la storia delle destre europee, ma sono in confusione ideologica totale, cioè perdono i riferimenti minimi. Perché? Perché sono guidati esclusivamente dalla loro ossessione, per cui è inaccettabile che vaste fette di popolazione in importanti stati europei diano sempre più consenso a gruppi
che discutono i loro dogmi, discutono il dogma del Green Deal, discutono il dogma dell'immigrazione sempre e comunque a priori, dell'accoglienza a prescindere, discutono questo Moloch burocratico che non fa gli interessi dei popoli europei, e per loro è un incubo, peraltro si avvicinano le elezioni tedesche, quindi l'incubo prende sempre più corpo, vivono in questa ossessione per cui la democrazia deve essere sempre e comunque la loro democrazia. Questo documento mostra irrevocabilmente che, altro che scandalizzarsi, ha ragione Vance, l'Europa, o meglio, l'elite europea in disarmo, ha un problema con la sua anima, con la democrazia. Grazie a tutti, ma rimanete con noi perché a breve la nostra intervista settimanale.